Lavori per un'azienda in Veneto? Sei titolare di un'azienda veneta? Se hai risposto sì, devi guardare questo video, perché la tua vita potrebbe cambiare. Come sai, il Veneto è una fra le regioni più ricche d'Europa. Il Veneto è il motore dell'economia italiana, fatta di migliaia di aziende che producono lavoro e benessere. In Veneto, ci sono due principali banche del territorio, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La prima, la Popolare di Vicenza, è andata in mano ad un fondo che l'ha pagata 10 centesimi di euro per azione. La seconda, Veneto Banca, sta per andare in mano allo stesso fondo per la stessa assurda cifra di 10 centesimi di euro per azione. C'è quindi il rischio concreto che un unico soggetto andrà a controllare la maggioranza del credito in Veneto. Controllando il credito si controlla l'economia. Controllando l'economia si decide sulla vita delle persone. Se questo fondo acquisisce Veneto Banca per 10 centesimi ad azione, avremo un unico soggetto che potrà decidere sulle sorti delle aziende venete e avrà potere assoluto su quasi 5 milioni di cittadini veneti. Attenzione, nessuno, stranamente, sta parlando di questa vicenda. La stampa, la TV non dicono che dall'8 al 24 giugno le azioni di Veneto Banca sono in vendita al prezzo di 10 centesimi all'una. Con soli 100 euro una persona può comprare 1000 azioni. 1000 azioni, che prima della svalutazione valevano circa 40 euro all'una, quindi circa 40.000 euro. Nessuno stranamente dice che le azioni in realtà possono essere anche solo prenotate. Prenotare il collocamento significa che solo in caso di quorum raggiunto la cifra che una persona ha deciso di investire viene prelevata dal conto corrente, altrimenti non verrà prelevato nulla, e quindi non spende nulla. Nessuno stranamente dice che, se la sottoscrizione raggiunge il quorum, una persona si troverà in mano delle azioni ad un prezzo ridicolo di 10 centesimi che, sicuramente come tutte le azioni, potranno salire o scendere. Ma se da 10 centesimi vanno a 15 centesimi una persona ha un guadagno del 50%, le azioni prima della svalutazione erano a 40 euro. Questa vicenda è incredibile, e nessuno ne sta parlando. Il Veneto ha bisogno del tuo aiuto. Devi inviare questo video via WhatsApp a tutti i tuoi contatti e a tutte le chat che partecipi. Devi farlo perché il tuo futuro, il futuro della tua famiglia e dei tuoi figli, il futuro dell'azienda per cui lavori, e chi ti paga lo stipendio, può dipendere dal fatto che inoltri questo video,